È indagata con l'ipotesi di lesioni colpose la 38enne di origine moldava che guidava l'auto finita nel Sile con a bordo i figli di 12 e 5 anni. Il bimbo di 5 anni è stato salvato dai sommozzatori dei pompieri dopo 20 minuti trascorsi sott'acqua ed ora lotta tra la vita e la morte, ricoverato in condizioni gravissime nella terapia intensiva della pediatria di Padova. L'iscrizione della donna nel registro degli indagati sarebbe un atto dovuto da parte della Procura per consentirle di nominare eventuali consulenti a difesa. La donna ha perso il controllo dell'auto a Jesolo, al bivio tra via Piave Vecchio e via Adriatico, oltrepassando l'Argine e cadendo nel fiume. Lei e la figlia di 12 anni erano riuscite a mettersi in salvo risalendo in superficie, mentre il bimbo era rimasto bloccato nel seggiolino sul sedile posteriore con il mezzo che continuava a sprofondare. Non vorremmo che il destino di questa famiglia fosse segnato in maniera tragica da Jesolo, ecco, quindi continuiamo, preghiamo e nel frattempo la polizia locale fa il suo lavoro per cercare di ricostruire un senso a tutto quello che è successo. Seppure gravissime, le condizioni del bimbo rimangono stabili. Dopo l'uscita di strada, l'automobile è sprofondata fino a raggiungere il fondo del fiume a 7 metri di profondità. Prima di essere riportato in superficie dai sommozzatori dei vigili del fuoco, dopo 2 tentativi di salvataggio da parte di un cuoco 38enne tunisino ed un turista tedesco, il piccolo ha trascorso 20 minuti sott'acqua, bloccato dalle cinture del seggiolino. Data la lunga permanenza senza ossigeno, bisognerà quindi attendere che nei prossimi giorni i sanitari possano valutare i danni patiti a livello neurologico e le eventuali possibilità di ripresa. A nome mio, a nome dell'amministrazione, ma direi di tutta la comunità isolana, c'è un pensiero e la preghiera continua per il piccolo che, speriamo, nonostante la gravità della situazione, possa superare questo difficile momento.